due set su il 15 con i vantaggi. Se sull'uno pari si fa anche il terzo set sempre al 15 con vantaggi. Sì, sì, al meglio dei tre. No, è vero, no, no. Scaricato l'altro giorno, però non ho stampato le due pagine, ma ne ho stampata una. Vediamo se... Eh? Ah no? Ce n'era un'altra?
Buongiorno a tutti e benvenuti alle fasi finali della Coppa Italia S3 Under 12. La prima finale sarà l'Under 12 maschile, che vede contrapposte il Volley Team Maxi Oriente Under 12 contro l'AS di San Giorgio Under 12 maschile. In cabina di commento con me Melissa Scarabel. Buongiorno a tutti. Tecnico di San Donà con grandissima esperienza, anche selezionatrice provinciale in passato. Benvenuta Melissa. Grazie mille. Andiamo a presentare le squadre. Il Volley Team Maxi Oriente Under 12 schiera Carrer Nicolò, Panzarin Lorenzo, Zabotti Lorenzo, Madiolo Nicolò, Montagnier Leonardo. Primo allenatore Lazzarin Elena, secondo allenatore Febio Enrico, dirigente accompagnatore Grava Arianna. Dall'altra parte del campo la S di San Giorgio Under 12 che schiera Antonello Matteo, Franzoi Lorenzo, Golfetto Alberto, Micheletto Tommaso, Ciorciari Giuseppe. Primo allenatore Benedetti Arianna, dirigente accompagnatore Micheletto Federico. Arbitro della finale il signor Luciano Martini. Melissa, arriviamo a questa finale con un concentramento a 7 squadre. Il San Donà ha vinto tutte le partite fin qui disputate e il San Giorgio ha perso solo con il San Donà. Ci aspettiamo una finale equilibrata. Cosa pensi che sarà la parte più importante, visto anche una categoria così particolare? Insomma, su cosa dobbiamo prestare attenzione? Ma loro allora hanno fatto un'attività di palestra quest'anno un po' particolare, nel senso che sono rientrati in palestra, hanno fatto poco campionato e questo è fondamentale per i piccoli, hanno bisogno di giocare e di conseguenza questa è stata l'unica esperienza che sono riusciti a fare. Ci sarà molta emozione, credo, anche se è una finale a 3 e è molto rapida, perché un 7 al 15 è veramente ridotto rispetto a un 25 e sarà molto importante che loro gestiscano ogni punto come se fosse l'ultimo, perché è molto difficile. Sì, anche perché con un campo così piccolo e palloni così leggeri, e invece i ragazzi vediamo che ce ne sono comunque di già molto sviluppati e alti. Secondo me la cosa più complicata sarà riuscire quasi a tenere la palla in campo. Abbiamo visto anche il riscaldamento, bei movimenti, già una bella rincorsa, però tanti palloni che finivano ovviamente fuori dal rettangolo di gioco. Allora, questi palloni volano, contando che poi loro di norma si allenano comunque con il pallone regolamentare normale. San Donato già che fa anche il campionato Under 13, quindi già abituato anche a un campo molto più grande. È estremamente difficile gestirlo questo pallone, sicuramente sarà uno dei problemi principali che avranno. Tutto pronto per partire, aspettiamo solo il fischio del primo arbitro. In battuta parte il San Giorgio, battuta dal basso, ricordiamo in questa categoria. Ottima la ricezione, attacco in palleggio, il primo punto. Diciamo di questi palloni, io sono sempre un po' in dubbio, capisco invece nel femminile e nel maschile a questa età secondo me i palloni così leggeri diventa quasi più difficile controllarli, non è più un vantaggio ormai. Sì, cosa se dici? Nei primi anni si pensava fosse propedeutico e aiutasse, ecco, al tocco sulla palla e a farsi il meno male, probabilmente, non lo so. Ora, per come si è evoluta la pallavolo, soprattutto nelle fasi così piccole, insomma, il pallone regolamentare è assolutamente da inserire e per loro è un mezzo indispensabile rispetto a questo. Anche perché, come dicevi, queste squadre, molte di queste squadre, almeno quelle che arrivano alle fasi finali, fanno già anche la categoria superiore. San Donà ieri mi diceva la Elena Lazzarini ha fatto la finale, ha perso contro il Volley Seviso, ma insomma ha già fatto una finale col pallone normale, tutto quanto, quindi no, diciamo che è un po' una scelta della federazione, un po' ormai forse potrebbe essere superata. Sì, si potrebbe rivalutare, adesso non so chi dovrebbe farlo, ma ci sono delle situazioni che sarebbero da rivedere. Vabbè, il 3x3 almeno per il maschile non è una cosa nuova, loro facevano già l'Under 13 3x3, per noi nel femminile è completamente una novità. Sì. In vantaggio il San Donà 4-1, vediamo subito una palla che insomma cade abbastanza spesso, ma soprattutto
per il momento ancora un po' poco coraggio nell'attaccare, come dicevi tu, non importa l'età, no? Quando è una finale la tensione i ragazzi la sentono sempre, che sia under Assolutamente 11, sì. dall'under 11 all'under 19, la dinamica è sempre la stessa. All'inizio tutti molto contratti, più difficile è vedere un po' di gioco. Assolutamente sì. Poi noi secondo me lavoriamo almeno da un po' di anni qui a Venezia facendo anche l'Under 11 4x4, l'Under 11 6x6, sono tutte quelle fasi che aiutano a passare dall'S3 al campionato ufficiale dell'Under 13 e li aiutano veramente a saper affrontare anche queste situazioni e in questo anno e mezzo è da considerare che loro non hanno affrontato tutto questo, quindi per loro veramente è quasi la partenza. Assolutamente, assolutamente. Purtroppo questa situazione avrà delle ripercussioni anche in futuro, perché è come Sì. se avessero perso un anno e mezzo, non Sì, solo sì, loro sì. ovviamente, però la loro età forse è ancora più Sì. difficile rispetto magari a un under 17 che alcuni fondamentali ormai li ha abbastanza standardizzati. Assolutamente, loro hanno bisogno di stare in campo, di giocare, di fare esperienza. Nel frattempo siamo già 6-3 per il San Donà. Vediamo il coach Lazzarin che continua a dare indicazioni, palla questa volta sbagliata, battuta sbagliata che esce. È bellissimo vedere, tu alleni un'età molto simile, Sì. quindi è bellissimo vedere come i ragazzi a questa età guardano con tantissima attenzione ai consigli dell'allenatrice, si girano sempre dopo ogni azione, cosa che invece poi nel proseguo delle giovanili si perde molto di più questa cosa. Allora, io come esperienze maschili non ne ho, ma il maschio è completamente diverso. Se parliamo della donna, questa età è la migliore perché dopo una Bellissimo. certa iniziano ad essere troppo mature, l'ormone impazzisce, quindi sono molto difficili da gestire. Invece qui sono proprio belli da seguire perché ti ascoltano in tutto e per tutto. Bellissima ricezione, anche qui attacco in palleggio. Sì, c'è un po' di timore, ma secondo me inizieremo poi a vedere. Sì, forse già da metà del Sì, primo sì, set sì, si sì. comincerà a vedere qualcosa di più. La cosa invece che stupisce sempre vedendo queste squadre, questi 3x3, soprattutto nel maschile, è insomma dei fondamentali già molto ben impostati, Sì. soprattutto il palleggio e la rincorsa. Sono due cose fatte veramente molto bene già a questa età. Complimenti ai tecnici che evidentemente lavorano Assolutamente. moltissimo su questi fondamentali. No, sono società che lavorano assolutamente bene nel maschile. Sì, San Giorgio ha ricominciato da poco a fare il maschile, da quando diciamo si è tolto dal progetto Synergy, ha ricominciato a costruire un settore giovanile e ha ripreso a fare anche un settore maschile. Invece San Donà da sempre Sì. diciamo, la società di riferimento nel giovanile maschile in provincia da noi, no? Assolutamente. Recupero del San Giorgio che si porta sull'8 Fino all'ultimo e l'attacco. punto numero 12 da parte di San Donà. Sì, nascosto fino all'ultimo, cose che io che alleno una Serie C magari non vedo così spesso, quindi complimenti a È questi stato molto ragazzi. furbo. Incomprensione, però salvataggio da parte del San Giorgio. Vediamo se ci sarà un bell'attacco purtroppo fuori, ma complimenti perché ci ha provato. La preparazione dell'attacco è veramente di altissimo Sì, livello, bella. partono già con una rincorsa molto ben strutturata. Sì, San Giorgio mi sembra invece che non adotti, come dicevi, la regola nazionale, ma sono sempre gli stessi tre Sì, sì, i ragazzi sì. che restano in campo. C'è un cambio in panchina, in questo momento non è ancora entrato, mentre San Donà sono già entrati tutti Sì. e si cambiano ogni volta in battuta. In più chi è in battuta, nell'azione della battuta non può né attaccare né murare, e Esattamente. quindi nella gestione è da valutare anche questo. Spieghiamo anche il perché questo è stato fatto, per evitare che magari Sì. un giocatore troppo forte rispetto al resto potesse essere servito sempre dai Sempre. compagni, quindi che tutti possano attaccare. Ricordiamo che questa è una categoria promozionale che mira a sviluppare insomma, i giovani atleti e non tanto a mirare al risultato. Punto numero 11 per il San Giorgio, partita ancora aperta. Ricordiamo che si finisce ai 15 in questa categoria. Ricezione di San Donà e mani out, quindi primo set point per la squadra di Elena Lazzarin. Buona ricezione del San Giorgio, bell'attacco, ma palla che finisce Sì, dice. toccata? Sì, Ah, sì, sì. non sembrava da questa posizione, quindi 12-14. San Giorgio che cerca di tenere aperto il set. Buona ricezione per San Donà, alzata in bugger.
attacco in palleggio, un po' di confusione da San Giorgio e punto. È stato bravo a cercare un colpo alto e non volerla chiudere. Ci aspettavamo comunque dei set combattuti. Ricordiamo che il San Giorgio è l'unica squadra che ha vinto un set contro San Donà finora in questo campionato. In semifinale. Esattamente. Primo time out da parte della Zarini, a cui vanno le nostre congratulazioni, perché insomma, come si può vedere, in dolce attesa. Ricordiamo il punteggio 14-13 per il volley San Donà. Anzi, la ringraziamo, visto che sarà una bella pupetta. L'arbitro fischia, tutto è pronto per rientrare. Vediamo se il San Giorgio riuscirà a pareggiare o se San Donà si aggiudicherà il primo set. Fischio di Martin, battuta dal basso del numero 3. Buona la ricezione per San Donà, alzata un po' difficoltosa. E pareggio del San Giorgio. Anche si va ai qui, vantaggi. come in tutte le finali, gli ultimi punti pesano di più e si vede un gioco completamente differente. Veramente. Cambio adesso per San Donà, entra il numero 11 sotto rete. Ancora il numero 3 in battuta. Gestione in palleggio. Buona questa volta l'alzata. Bellissimo l'attacco, purtroppo fuori, però insomma da premiare un ragazzo che coraggio, sul 14 pari tira un attacco. Mi permetto di dire, ha fatto bene. Bisogna provare. Sono sempre. assolutamente d'accordo con te. Battuta fuori. Poco fuori. D'altronde, dal mio punto di vista, gli errori andrebbero tollerati in qualsiasi categoria se sono degli errori fatti per cercare di fare una cosa positiva. Poi in questa categoria, a maggior ragione, bisogna lasciare tutto lo spazio a questi ragazzi di provare a fare quello che si sentono. Scontro a muro, muro di testa da parte del numero 9, ma questa volta lo scontro lo vince il numero 15 di San Donà. Secondo set point, 16-15. Buona la ricezione, alzata in banda, non si fida ad attaccare. Vediamo se San Donà riesce a chiudere. Pallonetto e rigiocata. Ce l'ha. C'è un po' di timore di sbagliare in questo momento. E alla fine un'azione abbastanza confusa. Poco. Con le mani. È stata un po' confusa. Il numero 9 riesce a vincere un altro contrasto a muro e ci portiamo sul 16 pari. E qua ottima la ricezione. Tentativo di palleggio. C'è stata un'invasione di piede. Invasione del numero 8 e quindi terzo set point per San Donà. Elena dà qualche consiglio al suo giocatore appena uscito. È tutta molto lunga. E l'attacco da parte del numero 9, bravissimo in una situazione così complicata, quasi la seconda linea. Esatto, volevo dirtelo io. A questa età non è semplice non avere un riferimento di rete e lui invece è entrato deciso. Bell'attacco da parte del numero 9 con tentativo di muro che però non è invadente. Sarebbe quasi grave se fosse invadente un muro a questa età. Vuol dire che sarebbero dei fenomeni. Quarto set point per San Donà, ancora il numero 9 ad attaccare. Piccola indecisione nel campo di San Donà. 18 pari. Vedrai che alla fine facciamo un 7-25 anche se non è previsto dalla categoria. Veramente. Buona ricezione. La stanno veramente combattendo questa partita. Sì, diciamo che vediamo molti tocchi di seconda cadere. C'è più difficoltà a gestire i contatti a muro da questo punto di vista. Appoggio. Vediamo se schiaccerà ancora. Fa un pallonetto.
Una palla che finisce Palla fuori fuori. e primo set vinto dal Volley Team Maxi Oriente 20 a 18. Un primo set iniziato con un po' di titubanza, poi alla fine abbiamo visto anche dei begli attacchi, alcuni addirittura dalla seconda linea. Pensi che riusciremo a vedere qualcosa di più nel secondo set? Come la vedi? Sì, secondo me sì, perché già noi sul 14 abbiamo detto hanno un po' il freno a mano tirato, in realtà poi sugli ultimi punti hanno iniziato ad attaccare sia da un lato che dall'altro senza paura, volevano assolutamente quei punti e secondo me assolutamente vedremo qualcosa di evoluto da ora. Ci prendiamo un attimo di pausa e ci rivediamo per il secondo set. Si riparte con il secondo set, battuta per Sandonà, subito un primo attacco da parte di Madiolo e una rigiocata da parte del San Giorgio. Ancora scambi lunghi, ne vedremo tanti. Buona alzata e palla salvata ma non in maniera efficace. Melissa, ripartiamo già con un primo attacco, forse i ragazzi si sono un po' sciolti, vediamo soprattutto se riusciranno a ridurre un po' il numero di palle attaccate in palleggio. Vediamo adesso un altro attacco da parte del capitano del San Giorgio. Cadono molti pallonetti. Ho cercato un pallonetto. È un po' strano che parlano tutti questi pallonetti di un campo così piccolo, no? Sì, ma è difficile da gestire, nonostante sia piccolo.
se tu li vedi, loro indietreggiano quando c'è il caricamento per la rincorsa, e succede anche a noi nel femminile, indietreggiano molto perché si aspettano l'attacco e non rendendosene conto escono quasi dal campo, dimenticandosi che poi in realtà i palloni probabilmente più fastidiosi sono proprio i pallonetti. Ma tu alleni molto col campo così piccolo o è una Mai. cosa che non mai? Quindi No, diciamo o che meglio, noi facciamo spesso riscaldamento con 2 contro 2, 1 contro 1, 3 contro 3, spesso, cioè proprio è quasi una routine. E quindi non l'ho mai allenato cioè tatticamente non mi sembra il caso, però sono abituati a farlo fin da piccole. Ma toglimi la curiosità, la tua squadra che vedremo poi, Melissa sarà protagonista della seconda finale ovviamente, la tua squadra sono comunque atlete che fanno anche il campionato 6x6, Sì, sì, fanno tutte il campionato 6x6. quindi avete fatto Cioè, più di una squadra oppure avete selezionato un tot di atlete come avete... noi con tutta l'Under 12 abbiamo creato 3 squadre Ok? e come spesso ci siamo mossi c'è sempre stata una squadra con un obiettivo non solo di crescita ma anche Di risultati. sì. E le altre 2 squadre invece assolutamente per far crescere, sempre per quel discorso che ti dicevo che hanno bisogno di giocare per migliorare. Certamente. E stessa cosa abbiamo fatto con la nostra Under 11, abbiamo sempre creato 3 squadre, ma devo dire che siamo un po' più fortunati a livello femminile, abbiamo avuto 32 squadre, quindi siamo riusciti a giocare di più, ecco. Beh sì, questo è uno dei grandi, diciamo, problemi cruci del nostro settore. Un vero peccato, Non sì. credo, a Venezia molto, credo anche da altre parti, da pochi anni sta rinascendo un po' di giovanile maschile, ma di sicuro non a livello numerico di quello femminile, insomma. No, è un vero peccato e sinceramente per come viene seguita poi la Serie A maschile e la nazionale maschile rispetto alla femminile, io mi aspetterei sempre qualcosina in più. E invece purtroppo il calcio è ancora uno sport troppo presente. Diciamo che soprattutto per i maschietti è anche uno sport più facile. Sì, E sì, quindi la pallavolo richiede una pazienza prima di poter cominciare a vedere dei risultati. dei risultati, un attacco, perché poi cos'è che piace l'attacco, no? Ai ragazzi, a tutti in verità, Sì. ma ai ragazzi piccoli ancora di più. Quindi il calcio diciamo che è molto più semplice da questo punto di vista e quindi probabilmente è questo che È indirizza vero. tutti i bambini verso quella porta là. Bellissimo attacco Sì, da per parte poco di fuori, ma Franzoi Lorenzo, per poco fuori anche qua. molto bello. Lorenzo che anche questa volta sembra attaccare quasi meglio dalla seconda linea con un Sì. po' più di distanza rispetto a quando attacca dalla prima linea. Attacco in palleggio, appoggio un po' difficoltoso e mani out. Devo dire che sembra aver cercato proprio le mani del muro. Sì, questo ragazzo, il numero 11 che è Lorenzo Pazzarin, Lorenzo è un 2010, e se non erro. ha dei bellissimi movimenti anche quando insomma la preparazione della rincorsa, la transizione, tutto fatto molto bene per la sua età. Bel tentativo di salvataggio, purtroppo non ci riesce. Punto numero 6 per il San Giorgio. In battuta con il numero 3 Tommaso Micheletto. Ricezione al punto di Lorenzo, sta all'indietro e attacco out. Pareggio del San Giorgio, 7 pari, di nuovo un set molto combattuto. Ancora Micheletto in battuta, una palla corta, troppo corta, finisce in rete. Punto numero 8 per Sandonà, il consueto cambio in battuta per i ragazzi di Lazzarin. Devo dire che secondo me è cresciuto molto di più il livello tra i piccoli negli anni, che magari cioè, si nota di più il livello migliorato tra i piccoli che tra i grandi, secondo me. Cioè, tu stai vedendo delle situazioni, per carità, sono in tensione, una finale e quant'altro, ok. Però c'è un palleggio avanti, un palleggio indietro, caricamenti e rincorse d'attacco e attacchi che anni fa
Io credo che questo sia non dovuto vedevo soprattutto alla così. situazione del 3 contro 3, nel senso che è stato introdotto prima nel maschile apposta, un po' per mancanza di numeri, però permette di giocare molto di più e di sviluppare molto di più tutte queste capacità, che prima invece in un 6 contro 6 magari con un campo più grande, palla che cadeva sempre, Sì, era più complicato. Anche la riforma che è stata fatta negli ultimi anni di quello che era il mini volley, adesso l'S3, S3. è tutta incentrata sul riuscire a far attaccare i ragazzi prima rispetto agli anni che magari servivano al mare. E effettivamente a livello tra i piccoli si è alzato. La speranza è che poi in provincia si riesca finalmente a A recuperare creare un dei movimento. numeri e ricominciare ad avere delle finali. Ricordiamo che questa è l'unica finale maschile della provincia di Venezia. Nel frattempo siamo sull'11-8, time out chiamato subito da coach Benedetti, che vede il secondo set e quindi anche la finale scappare un po' via. Sandonà sembra un pochettino più pronto anche da un punto di vista tecnico rispetto al San Giorgio, che ha enorme impegno e buona volontà, ma fa ancora qualche errore di più. Sai che secondo me si torna sempre all'idea che più loro giocano, più prendono dimestichezza con il campo. Probabilmente il fatto di fare già altri campionati li ha portati a saper gestire questa finale magari in maniera diversa da San Giorgio, Senza nonostante le dubbio. capacità ci siano su entrambi i campi. Senza dubbio, poi anche l'attitudine secondo me è stata una società che è abituata comunque a vincere, aiuta sempre. Dicevamo il San Giorgio, bisogna fare solo i complimenti perché insomma negli ultimi 2 o 3 anni dal niente è riuscito a ricreare Sì, un movimento anche giovanile, anche maschile, e questo è solo da fare i complimenti all'impegno della società. Qui piccola incomprensione, Elena si arrabbia moltissimo per questo errore dei suoi ragazzi. la comprendo, la capisco. Ogni tanto ci vuole una strellata. Assolutamente. Palleggio un po' difficoltoso, tentativo di attacco piede a terra, ricostruzione del San Giorgio, attacco ancora in palleggio. Vediamo che c'è un attimo un problema tecnico nella diretta, adesso è tutto ripristinato. Battuta sul 12-9 per Sandonà, ancora Golfetto che cerca di attaccare, questa volta Non ha no, chiuso il Franzoi colpo. che cerca, questa volta non ha chiuso il colpo. Però è veramente da incommiare questa ragazza perché insomma sta sempre cercando di attaccare Sì, sì. in tutte le situazioni. Attenzione, cambio, entra per la prima volta in campo Matteo Antonello, che dovrebbe essere il più piccolino credo della squadra di San Giorgio. Entra in palleggio visibilmente emozionato. Non è riuscito al recupero. Di nuovo un'incompressione da 2 ragazzi che si guardano, situazione comunque che succede in qualsiasi categoria e a qualsiasi livello purtroppo, non solo in under 13, in under 12. Battuta del San Giorgio sul 10-13, alzata indietro, bell'attacco. Bravo. In battuta Lorenzo Panzarin, ricezione di Franzoi che poi va ad attaccare, ancora un bel attacco, bellissima difesa. Vorrei Ma sottolinearti sul 14-10. è andato ad attaccare senza nessuna paura. Assolutamente sì. Battuta, ancora la ricezione della persona A, bellissimo caricamento da parte di Zabotti. Si vede anche un po' di beach volley. Assolutamente, Adesso infatti non ha- subito Dink che chiude il set e la partita, ultimo punto di Zabotti con mano fuori. Complimenti a tutti, veramente. Il volley team Maxi Oriente Under 12 si aggiudica la finale, il coach Lazzarin che festeggia, ma complimenti, grandissimi complimenti anche all'S di San Giorgio che è riuscita comunque a impegnare e a portare 2 set molto belli e combattuti. Vi aspettiamo tra poco con le interviste agli allenatori. Intanto volevo ringraziare Melissa per la sua compagnia e per averci aiutato in questa diretta. Grazie, grazie mille a tutti, arrivederci.
Allora, siamo qui con Elena Lazzarin, fresca vincitrice del titolo Under 12. Elena, com'è stato allenare quest'anno così complicato? Quando siete riusciti a rientrare in palestra e su cosa si è concentrato il tuo lavoro? È stato difficile, è stato un anno difficile, alla fine è stato il più lungo di sempre perché noi abbiamo iniziato comunque a settembre come regolarmente succede. Ci siamo dovuti fermare 2 o 3 volte, poi loro entravano, uscivano, isolamento, non isolamento, una serie infinita di difficoltà. Sono stati bravi, ho la fortuna di avere un gran bel gruppo che sa lavorare molto molto bene in palestra e sono molto felice di questo, quindi siamo arrivati comunque serenamente alla fine di questa stagione molto molto lunga. Speriamo di tornare alla normalità perché di solito giochiamo più finali, facciamo più cose, quest'anno invece arriviamo molto molto tesi a queste partite perché non siamo abituati a gestire l'emozione di questi momenti. Quindi speriamo insomma che si torni presto a giocare tante finali e tanti altri tornei. Sono felice, adesso fasi regionali e aspettiamo di capire cosa altro dobbiamo fare quest'anno. Intanto complimenti perché nonostante il poco tempo a disposizione, come dicevi, abbiamo visto entrambe le squadre, adesso in questo momento parliamo della tua, comunque con dei fondamentali già molto sviluppati e molta attenzione nella fase di alzato attacco, che insomma è la fase più importante in questo momento, quindi grandi complimenti. I regionali fino a quando andranno avanti, in teoria, quindi ancora un bel po' di tempo per lavorare, no? Sì, noi siamo tutti loro in realtà sono anche schierati in Under 13, noi adesso iniziamo la fase regionale Under 13, quindi veramente risulta essere infinita questa fase. Per scaramanzia non avevo ancora guardato nulla, quindi ora andrò a vedere quello che sarà di noi delle prossime settimane e continueremo a lavorare. È vero, è stata una bella finale, il livello era buono, era molto buono per essere una finale Under 12. Ci fa ben sperare per quello che è la provincia di Venezia e per quello che è il settore maschile, che sappiamo che fatica a crescere, invece ci sono qui dei begli elementi che dimostrano che stiamo lavorando bene. Congratulazioni. Grazie. Sì, ho parlato io, parla anche lei. Poi giù. Arianna, complimenti anche a te e ai tuoi ragazzi, ovviamente. Avete fatto una finale di altissimo livello. La cosa che più abbiamo notato, che più ci è piaciuta, è il coraggio dei tuoi ragazzi nell'attaccare anche in situazioni difficili. Melissa Scalabelli, che era al commento con me in telecronaca, ha fatto notare come sul 14-10 per gli avversari uno dei tuoi ragazzi abbia comunque attaccato una palla. Quindi, insomma, complimenti. Anche per voi poco tempo per lavorare, però credo una grande soddisfazione essere arrivati fin qua per una società che da pochi anni ha ricominciato a costruire un suo settore giovanile e che sta facendo un grandissimo lavoro nel maschile. Sei contenta? Contentissima, io sono non soddisfatta, orgogliosa. Scusate, non pensavo, ma sono grande. Complimenti Arianna e complimenti anche ai tuoi ragazzi. Adesso è tutto pronto per le premiazioni. Tutto pronto per le premiazioni. Prima di passare al momento che i ragazzi aspettano, cioè quello delle coppe, diamo la parola a Sara De Zorzi di Spinea, la società che ci ha ospitato. Allora, ciao a tutti, è stato davvero un piacere organizzare, mettersi a disposizione per ospitare questi bellissimi giocatori, direi, bravissimi giocatori. Il maschile è bellissimo rivederlo qui a Spinea, quindi sono proprio felice. Sappiate che tanti anni fa giocavano qui i maschi a Spinea, adesso ci sono solo le ragazze, invece rivedere i ragazzi che giocano a Spinea per noi è stata davvero una grande emozione.
Ringrazio le famiglie che hanno tenuto duro e che terranno duro ancora un po', perché le cose non sono ancora finite, come ci hanno detto le allenatrici. Quindi in bocca al lupo ragazzi, credeteci, giocate, divertitevi, perché questo è veramente uno sport bellissimo e noi siamo felicissimi di avervi ospitato oggi. Grazie a tutti voi. Grazie Sara. Perfetto. Passo adesso la parola al presidente di FIBA Venezia, Fabio Pazzi. Grazie. Allora, solo 2 parole di saluto da parte della federazione. Oggi è l'ultima giornata delle finali territoriali. Abbiamo iniziato il 13 di maggio, ogni settimana avevamo un appuntamento diverso. Abbiamo finito con questa Coppa Italia, sul quale abbiamo creduto molto. È una cosa che è partita un po' all'ultimo momento, ma abbiamo cercato in tutti i modi di dargli l'importanza che abbiamo voluto anche per questa giornata, la giornata di finale. Abbiamo cambiato la formula rispetto agli anni scorsi proprio per realizzare un evento che fosse un pochettino particolare e diverso da quello degli anni precedenti. Dopo faremo la finale anche del femminile. Come federazione rispetto al maschile siamo molto contenti di organizzare questo evento. Abbiamo anche cercato in quest'ultimo periodo, diciamo che è stato il primo settore che è ripartito dopo il 1° di giugno, oltre ai campionati nazionali che sappiamo erano stati autorizzati. È stato il primo settore, il maschile, dove abbiamo cercato di organizzare qualcosa di particolare. La rappresentativa maschile ha creato un progetto di tre appuntamenti che è stato aperto a tutte le società. La rappresentativa era soltanto come nome, ma di fatto era un'iniziativa che ha cercato di riportare diciamo, la formazione all'interno del settore maschile, sul quale cerchiamo di incrementare il nostro lavoro. Abbiamo visto una bellissima gara. Speravamo nel terzo set, ma purtroppo ci siamo fermati a 2, però vi faccio i complimenti perché avete fatto una bellissima gara e quindi in bocca al lupo per la vostra attività, per la continuazione dell'attività di quest'anno e per quella che verrà negli anni a venire. Un ringraziamento anche a Luciano, il nostro arbitro. Dopo premieremo anche lui, visto che oggi fa doppietta, fa anche la seconda gara, per cui lo premieremo dopo, ma volevamo ringraziarlo comunque sempre per il lavoro che tutti gli ufficiali di gara fanno in questi campionati. Grazie a tutti. Passiamo ora alle premiazioni vere e proprie. Finale S3 Under 12 3 contro 3 maschile. Secondi classificate ASD San Giorgio Under 12. Chiamo qua tutti i ragazzi, ricordiamo i nomi: Matteo Antonello, Lorenzo Franzoi, Alberto Golfetto, Tommaso Micheletto e l'allenatrice Arianna Benedetti. Premia il consigliere della Federazione Provinciale di Venezia, Luca Gallo. Sì, vai. Ci mettiamo un po' più in centro, per piacere. Venite un po' più in centro, ragazzi. Ragazzi, venite un po' più centrali. Benissimo. Fai fare la foto e poi. Sara consegna anche la medaglia a tutti i ragazzi. Facciamo ancora i complimenti al San Giorgio che si è classificato secondo. Una foto con la medaglia, che vi auguriamo essere la prima di tante. Alza la coppa. Un'altra foto. Prima classificata Volley Team Maxi Oriente Under 12. Chiamo qui i ragazzi: Nicolò Carrer, Lorenzo Panzarin, Lorenzo Zabotti, Nicolò Madiolo, Leonardo Montagnier e la prima allenatrice Elena Lazzarin. Premia e consegna la coppa Massimiliano Marzolla, consigliere FIPA Venezia. Ragazzi, fate un passo avanti.
Passa avanti. Pronti per la foto e complimenti ancora al Volley Team San Donà per la vittoria dell'S3 Under 12 3x3. Grazie a tutti e ci vediamo tra poco con la prossima finale.